Mentre a Malcontenta si alzava la nube di fumo e l'aria era irrespirabile, gli abitanti a Marghera e dintorni si erano chiusi in casa, come da indicazioni in caso di sirena che lancia l'allarme chimico. Le strade, da poco ripopolate, sono tornate isolate come settimane fa e anche chi in quel momento si trovava al lavoro ha temuto. Attimi di paura questa mattina qui anche alla nave De Vero, dove appena scattato l'allarme i dipendenti sono rimasti chiusi all'interno, con anche alcuni clienti che si erano recati nei negozi aperti all'interno del centro commerciale. Dopo circa un'ora però fortunatamente è stato detto ai dipendenti che avevano il via libera e potevano uscire. L'allarme era rientrato. In poco tempo anche auto e mezzi pesanti sono poi tornati a circolare. Ci troviamo nella zona industriale di Marghera, poco distante dal luogo dell'incendio, nello specifico in via dell'Elettricità. Anche qui, dopo un paio di ore di totale isolamento, la situazione è tornata lentamente alla normalità e così la circolazione stradale. È stato un lavoro molto importante, intenso, fatto sinergicamente da tutti gli organi di appartenenza, a partire dai vigili del fuoco, quindi poi la prefettura, la protezione civile, l'intera amministrazione comunale, una macchina importante che ha saputo mettersi in moto e rispondere all'emergenza. Purtroppo l'ennesima, perché dopo l'acqua grande e anche il coronavirus ci hanno portato a conclusione anche di questa vicenda che fortunatamente ha dato il cessato allarme che appunto, come vedete, ha consentito la riapertura della viabilità, quindi del traffico. Le attività in corso da parte dei vigili del fuoco ci sono ancora, naturalmente. E proseguiranno per molte ore, ma questa è anche l'occasione per lanciare un messaggio al governo, l'ennesimo. Avevamo delle fiamme che raggiungevano circa i 15 metri in altezza, quindi parliamo di un qualche cosa di significativo anche per quello che in questi giorni si continua a dire al governo, ed è opportuno far capire l'importanza di Porto Marghera e della zona di Marghera, in quanto, come abbiamo visto, quando si creano queste situazioni c'è una macchina in grado di funzionare, ma questi servizi riescono a funzionare quando si riesce a lavorare anche assieme allo Stato, quindi la collaborazione diventa importante. Questi momenti difficili non ci aiutano, ecco, per così dire.